Ben ritrovati cari amici di Futsal Time, qui Felice Venezia Mestre, andiamo a fare il punto sia sulla prima squadra ma soprattutto sull'inizio del campionato Under 19 che i veneziani andranno a disputare proprio a partire da domenica e lo facciamo con Mister Luigi Pagana, salve Mister, Buonasera a tutti, grazie per l'invito. e con Mister Gabriele Landi. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Allora, la prima cosa che io andrei subito a fare è andare sul sito della Fenice Venezia Mestre per andare a fare un po' il punto su questo campionato che lo troviamo qui, ecco, la pagina principale del sito. Scorrendo un po' si trova la sezione dedicata ovviamente al campionato Under 19, l'esordio domenica 21 alle 11 a Palafanchetti contro l'Acras Murazze, qui le sei squadre che compongono il girone. Io andrei subito a chiedere a Mister Pagana, Mister, di che campionato stiamo parlando e soprattutto di che girone stiamo parlando poi? Beh, io l'ho già dichiarato, sono un po' arrabbiato insomma, per come stanno andando le cose nel campionato del 19, perché tante società di Serie A non si sono iscritte, molte anche di Serie 2. Non mi piace che venga citato il discorso del Covid per dire che non ci si iscrive a questo campionato, tanto non è vero, lo sappiamo tutti, perché poi non ci si iscrive perché o perché non siamo competitivi o perché non c'è la necessaria struttura per poter sostenere uno sforzo minimo come quello di quest'anno, come era giusto sostenere, sia dal punto di vista sociale, per far giocare i ragazzi, ma soprattutto perché il protocollo è sicuro. Cioè, noi quando andiamo in palestra adesso, in questa fase, col protocollo che abbiamo, sappiamo cosa ci troviamo, entriamo in palestra con un tampone a settimana in cui sappiamo più o meno cosa ci troviamo in palestra. Quando entriamo in attività commerciale, in un centro commerciale, non abbiamo la stessa certezza, noi siamo abbastanza sicuri di questo momento qua. Quindi non vedo perché non disputare il campionato del 19 con questo protocollo. Tutte le scuse che sono state inventate sono semplicemente scuse e il campionato purtroppo ha risentito fortemente di questa situazione e dimostra ancora una volta quanto poco siano organizzate e quanto poco sia forte questa cosa qua, perché se la base non reagisce in questi momenti qua e non riesce a far giocare i giovani, ma dove vogliamo andare? Ecco, Sì, questa è la mia idea. una chiave di lettura abbastanza decisa e forte, ma che però poi rispecchia la realtà, perché poi i numeri parlano chiaro e di società dei primi due campionati, è vero, mister, se ne sono iscritte veramente pochissime. Facciamo prima l'esempio del girone del Sud con Meta, Catania e Recalbuto, che sono tre squadre per un girone, quindi ecco, è un po' così la situazione. Vado da mister Gabriele Landi, a cui voglio chiedere invece qualcosa proprio relativo a questo girone, all'attività dei ragazzi, nel senso i vostri ragazzi avevano già fatto attività prima della dichiarazione dell'inizio del campionato, li avevate tenuti allenati, come si suol dire? No, i nostri ragazzi si stanno allenando da inizio preparazione e non si sono mai fermati, anche perché sono aggregati alla prima squadra e pertanto si stanno allenando molto duramente da metà agosto in poi, dalla preparazione e poi 4 allenamenti settimanali. Chiaro che cerchiamo di avere sempre le accortezze particolari per quanto riguarda le docce e quant'altro, sono divisi e tutto, però sì, si stanno allenando, sono allenati, chiaramente era anche ora che iniziasse il campionato, perché insomma alla fine della fiera, torniamo al discorso dell'ultima intervista che abbiamo fatto, anche loro erano fermi da un anno e mezzo. Sì, Questa assolutamente sì. ripresa io personalmente non vedevo l'ora, ma per loro principalmente, perché insomma è giusto che anche loro abbiano la possibilità di giocare, sottolineando anche quanto detto dal mister che alla fine, voglio dire, nelle prime squadre c'è l'obbligo degli under e quegli under là sono meno a rischio degli under che vanno in under 19. Il No, rischio, il rischio è lo il rischio è stesso, il rischio. il protocollo è lo stesso, si tratta semplicemente di volere o non volere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mister Pagana, io torno da lei perché le volevo chiedere, secondo lei questo campionato della durata di pochi mesi rispetto a quello che sarebbe dovuto essere il campionato normale, che peso può avere nella formazione calcettistica di questi ragazzi? Cioè, per non renderlo un campionato tanto per far figura, che cosa serve, che cosa bisogna fare?
Guarda, facevo il conto che io il primo anno che sono stato in Fenice, cioè tanti anni fa ormai, mi ricordo che i ragazzi di età under 19 facevano intorno alle 70 partite all'anno qui da noi. Quest'anno si ritroveranno a fare una quindicina, 20 partite in tutto l'anno. Cioè questo è un limite grande per aumentare la competitività del giocatore, perché già veniamo da generazioni in cui la competizione non è vissuta con l'animo corretto, e quindi prima di essere competitivi rispetto a altre generazioni passa il tempo di maturazione del ragazzo, ci vuole veramente tanto tempo. In più, giocando così poco, si allunga ancora di più. Un campionato così corto è un campionato che darà pochissimo per la formazione. Fortunatamente noi ci siamo allenati tutto l'anno con i ragazzi under 19, quindi una parte del percorso l'abbiamo fatta all'allenamento, però la parte che poi è importantissima della competitività, dell'essere competitivi, di riuscire dentro al match a tirare fuori quello che è il carattere, la personalità. Questo non si allena, questo bisogna fare le partite. Le partite sono proprio poche. La Sì, competizione è un numero di gare troppo basso, ecco, per poter crescere. Già così. sono sei Figuriamoci squadre. se fosse proprio assente. Assolutamente sì, sono solo 6 squadre nel girone della Fenice Venezia Mestre, e questo girone io chiederei di raccontarcelo un po' anche dal punto di vista territoriale a mister Gabriele Landi, no? Comunque Fenice che di queste competizioni poi negli anni ha dimostrato di puntare sempre in alto anche alle fasi successive poi alle prime, mister, quindi che girone è e Fenice che girone vuole fare? Sì, partiamo da noi. Noi sull'Under 19 o prima del 21 come era, si è sempre puntato molto e ci si crede sempre molto perché poi è il crocevia per la prima squadra. Già ragazzi che sono nell'Under 19 per quanto riguarda il nostro progetto devono stare in prima squadra. Per cui per noi è un campionato molto importante, è una categoria molto importante, non che le altre non lo siano, però sai, se fosse una stagione normale ci sarebbe la finale di Coppa Italia come obiettivo, ci sarebbero tutte le finali scudetto lunghe, il girone lungo e tutto. Però ecco, non cambiano gli obiettivi per noi crediamo molto nella squadra che abbiamo, crediamo che quest'anno abbiamo una bella Under 19 e ci teniamo a fare un campionato da assoluti protagonisti. Non mi interessa nascondermi, credo che la squadra lo possa fare, chiaramente poi bisogna dimostrarlo. Ti dico, mi hai chiesto di parlare di altre squadre, ma a me interessa più che altro pensare alla nostra di squadra e mi interessa pensare a quello che dobbiamo fare, perché appunto stiamo allenando da tanto senza giocare e abbiamo voglia. Assolutamente sì. Io lascerei per un momento solo l'Under 19 e farei un po' un focus per quanto riguarda la prima squadra. Mister Pagana, c'è stata una vittoria nell'ultimo turno a Prato che ha dato tanto sia dal punto di vista del morale che della classifica. Che cosa mi può dire proprio sulla partita giocata in Toscana? Per noi era molto importante riuscire a fare risultati in quella partita là, siamo stati bravi nel primo tempo, siamo riusciti a entrare bene in gara, a tenere bene sul primo tempo, e poi come al solito siamo entrati in gestione, e quando entriamo in gestione noi non siamo più bravi, perché non riusciamo più a imporre il nostro gioco, non riusciamo più a essere equilibrati in tutte le fasi, e quindi perdiamo qualcosina, ecco, anzi, più di qualcosina. Siamo riusciti però a portare a casa il risultato che per noi era veramente importante in ottica salvezza, fare 3 punti a Prato, sia per noi sia per tenere il Prato insomma un po' più basso. Mister, io resto un attimo su di lei perché le volevo chiedere una cosa. Sostanzialmente i ragazzi che ho avuto modo di intervistare nel corso di queste settimane mi hanno ripetuto un po' tutti la stessa cosa, che c'è una squadra che è molto, molto più convinta dei propri mezzi, delle proprie qualità e soprattutto che sa vedere un pochino meglio quello che è il momento della partita. Lei si ritrova nelle parole dei suoi ragazzi?
Allora, la squadra è cresciuta tecnicamente, tatticamente, riusciamo a giocare meglio rispetto all'altro anno, c'è anche più convinzione, infatti partite che magari l'altro anno avremmo perso per una questione proprio di, di- di adattamento alla categoria, quest'anno siamo riusciti a tenere, siamo riusciti anche a recuperare i risultati, questo è evidente. Manca ancora la personalità per riuscire a imporci dall'inizio alla fine della gara, e questo ci sta un po' condizionando sul rendimento, perché se avessimo qualcosina in più di personalità per riuscire a imporci dall'inizio alla fine della gara, o comunque per giocare la gara secondo le nostre caratteristiche, probabilmente potremmo ottenere qualcosina in più a livello di rendimento. Per quanto riguarda la crescita tecnica e tattica, sono contento, la squadra è cresciuta, si vede bene che è cresciuta anche mentalmente in parte, però manca l'ultimo gradino, secondo me, quello che poi ci può portare a essere competitivi nella categoria e non più semplicemente fare la comparsa e lottare per non retrocedere. Assolutamente sì, mister. Vado invece a mister Gabriele Landi, a cui chiedo un po' com'è il lavoro di questa settimana, anche visto che sabato c'è un derby, arriva il Villorba, all'andata è finita 5-3 a Villorba, se non sbaglio. Per la Fenice Venezia Mestre, che gara è e come la state preparando? Guarda, le gare col Villorba personalmente non ho ricordi di una gara che sia andata via tranquilla, senza grandi sussulti. Ho ricordi anche dell'Under 21 in cui c'erano delle proprie battaglie all'ultimo sangue fino all'ultima sirena. In prima squadra un po' gli equilibri cambiano, però sì, è una partita importante, è una partita importante. È una partita sicuramente che ha un peso per la classifica, ma è una partita anche sentita. Detto ciò, noi appunto dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra strada, sulla nostra consapevolezza e cercare di migliorare quegli aspetti che ci stanno un po' condizionando in certe partite. La partita va preparata per cercare di portarla a casa, come la stanno preparando loro. Non è una partita in cui si gioca a scacchi, sarà una partita dove bisogna ragionare, dove bisogna essere lucidi, però è una partita che entrambe le squadre vogliono assolutamente portare a casa, a prescindere dalla classifica. Sì, 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 sì. Vado a fare l'ultima domanda di questa intervista, la faccio a Mister Pagana, a cui chiedo un parere su quelli che sono gli obiettivi da qui alla fine del campionato, oltre comunque al raggiungimento della salvezza il prima possibile. Vi siete dati qualcos'altro, magari proprio quello scalino di cui parlavamo prima, da provare a salire ancora da qui alla fine del campionato? Sicuramente trovare gli equilibri giusti e riuscire a incrementare il rendimento è uno degli obiettivi, perché noi stiamo facendo questa stagione qui con l'idea di salire ovviamente un gradino alla volta e riuscire a essere sempre più competitivi, quindi l'obiettivo è arrivare almeno in fondo al campionato, di aver capito completamente la categoria sia da un punto di vista tecnico, tattico, ma soprattutto mentale. Questo è il nostro obiettivo. Io vi ringrazio per essere stati protagonisti di questa intervista, ringrazio Mister Luigi Pagana Grazie a voi. e ringrazio Mister Gabriele Landi. Ciao Lorenzo, grazie a te. Correggetemi se sbaglio, sabato ore 16 Palafranchetti, Fenice Venezia Mestre Villorba, a partire appunto dalle 4 in diretta sulla vostra pagina Facebook. Tutto giusto. Perfetto. A sabato, in bocca al lupo. Crepi.